La filosofia che ha ispirato i lavori è stata quella di creare reparti moderni e accoglienti, camere singole o doppie con servizi privati e climatizzate, sale d'attesa, reception, sale per le riunioni multidisciplinari ad ogni piano, ambulatori. A Chioggia, dopo la ristrutturazione dell'ala ovest del monoblocco e dopo la creazione di un nuovo accesso al pronto soccorso, si può ben dire che è stato inaugurato il nuovo ospedale dell'accoglienza. È un progetto molto ampio, molto articolato, che si articola in 3 grandi macrofasi. Oggi terminiamo la prima macrofase, 6 milioni di lavoro, 20 mesi di lavori incessanti che hanno riguardato l'ala ovest del monoblocco, 6 piani dell'ala ovest del monoblocco. A distanza di meno di 2 anni dal primo intervento, l'ala ovest del monoblocco dell'ospedale ha cambiato completamente volto. La direzione generale, in accordo con la Regione Veneto, ha completamente rivisto gli spazi, le attrezzature e anche il personale. Oggi si festeggia, naturalmente non sono l'artefice da solo, ma con me c'è una grande squadra di persone, in primis la Regione con il Presidente, e poi abbiamo tutta la squadra dei dipendenti dell'azienda ULSS, dei medici, degli infermieri, tecnici, personale amministrativo. Con il completamento del reparto di Day Surgery al primo piano del monoblocco si mette dunque la parola fine al primo stralcio dei lavori, ma per il 2014 il direttore generale ha in serbo un'altra scommessa, l'ampliamento del pronto soccorso e la realizzazione di 4 nuove sale operatorie.